Per oggi abbiamo dato seguito ai nostri propositi, perciò abbiamo formalmente modificato lo statuto del Consorzio del Vermentino di Sardegna, un atto che andava effettuato per poter proseguire la pratica del riconoscimento ministeriale e quindi per poter dare gambe a questo consorzio. Sì, allora, oggi il consorzio, il consorzio del Canonau, analogamente a quanto fatto dal consorzio del Vermentino di Sardegna, ha modificato lo statuto secondo quanto richiesto dal Ministero. Perché? Perché per ottenere il riconoscimento della rappresentatività, e cioè la certificazione che il consorzio effettivamente rappresenta la maggioranza dei produttori della denominazione, serve un passaggio ministeriale. Questo passaggio ministeriale adesso potrà essere fatto dopo che viene adeguato lo statuto alle vigenti normative. Questo passo è fondamentale perché con il riconoscimento ministeriale il consorzio entra, nella sua piena operatività, e cioè è in grado di porre in essere tutte quelle azioni sia a tutela della denominazione, quindi eventualmente modifiche allo statuto, sia anche tutte quelle azioni di promozione, quindi in primis la partecipazione ai bandi per ottenere i fondi per promuovere la denominazione da un punto di vista di mercato fondamentalmente. È molto importante che questo passaggio sia stato fatto insieme al Consorzio del Vermentino di Sardegna, perché per la prima volta in Sardegna abbiamo due consorzi, che sono poi i consorzi delle denominazioni maggiormente rappresentative, che viaggiano sostanzialmente affiancati, strettamente affiancati, quindi condividono la segreteria. Auspichiamo di poter condividere anche un ufficio di direzione a breve, adesso che potremo attingere alle risorse per poter sostenere l'onere, e ci auguriamo anche in futuro la promozione da compiere insieme, soprattutto all'estero oltre che in Italia.